Vai. Con Ilaria Leoni al termine del match in casa contro l'Hellas, per lei era la prima casalinga, è arrivata una sconfitta, però a mio avviso una buona prestazione nel primo tempo, un buon avvio nella ripresa, poi l'episodio dell'1-0, l'episodio del rigore ha condizionato un po' la gara. Sì, purtroppo c'è tanto rammarico perché non abbiamo portato a casa almeno un punto. Noi si voleva questa vittoria perché comunque eravamo in casa, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatto. Sì, e purtroppo l'episodio del rigore ci ha un po' tagliato le gambe, ma il calcio è questo qui, è fatto di episodi e quindi cercheremo subito dalla prossima partita di fare 3 punti. Prossima partita che vi vedrà ospite del Parma, insomma un altro di quelle avversarie temibili, una delle big del campionato. Sì, il Parma è sicuramente una squadra ostica, forte in tutti i suoi reparti, ma noi come questa partita la giocheremo a viso aperto e proveremo a prendere i 3 punti. Un Arezzo che comunque è vicina alla salvezza, non è matematica, però insomma anche la vittoria in casa del San Marino ha dato un buon sprint per fare un campionato finale anche con un po' di tranquillità e per far crescere tante giocatrici giovani della primavera che lei sta impiegando molto. Sì, la vittoria scorsa ci ha dato tanto morale, ma non per questo oggi non dovevamo fare punti, anzi li dovevamo fare, e quindi sono un po' tra virgolette arrabbiata del risultato perché a gioco secondo me abbiamo espresso un bel gioco, purtroppo non abbiamo finalizzato quello che abbiamo creato, ma sono sicura che le ragazze già dalla prossima faranno il meglio possibile per raggiungere questi 3 punti. Quindi possiamo dire è contenta del gioco, un po' meno poi della realizzazione. Cos'è Sì. mancata a questa Arezzo? Sì, la realizzazione sicuramente, l'ultimo passaggio è mancato per andare in porta e soprattutto mi dispiace il fatto che su questo colpo di testa in cui siamo e abbiamo allenato ancora c'è tante difficoltà e quindi è solo da fare in allenamento. Michela Ledri, è un bellissimo gol quello che ha portato in vantaggio il tuo Hellas Verona. Beh, sicuramente bello, ma più che bello è importante. La cosa che conta è aver portato il risultato positivo con 3 punti a Verona, che era la cosa che ci eravamo prefissati in settimana. 3 punti arrivano dopo una sconfitta contro il Parma e dopo al termine di una partita di un Arezzo tenace e mordente fino all'ultimo, che comunque ha dato prova di essere una squadra che non lascia tante disponibilità di gioco. Beh, sicuramente è stata una partita complicata. Sicuramente anche il terreno di gioco non ci ha favorite, visto che noi cerchiamo spesso di giocare palla a terra con fraseggi appunto pochi tocchi, ma il campo purtroppo non ce l'ha permesso, però ci siamo adeguate e abbiamo comunque portato a casa 3 punti importanti. Adesso arriva la Ternana. Beh, sicuramente la Ternana sarà un'altra partita importante come le ultime 8 che ci aspettano fino alla fine del campionato. Guardiamo partita dopo partita e la Ternana speriamo di dare filo da torcere e magari, perché no, portare a casa 3 punti anche con loro. Vai. Marica Licco al termine della sconfitta casalinga contro l'Hellas Verona, un buon primo tempo, poi una disattenzione, insomma ne ha parlato anche il vostro coach. Cosa è mancato oggi alla CF Arezzo? Ma onestamente sì, sono d'accordo con te, abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo creato anche molte occasioni, sicuramente quello che è mancato è stato concretizzarle. Siamo arrivate è stata una settimana di allenamenti in cui c'è stato molto entusiasmo, abbiamo preparato la partita nei minimi dettagli e sicuramente volevamo portarla a casa, abbiamo creato le occasioni per farlo ma ha mancato concretizzarle. Che sensazioni hai avuto dal campo? Perché ti abbiamo visto recuperare tanti palloni, insomma, come valuti anche la tua prestazione personale? Ma penso sia stata una prestazione abbastanza buona e sicuramente ci sono delle cose da migliorare come sempre, però Soddisfatta alla fine? abbastanza soddisfatta, potevamo gestire delle occasioni magari meglio minuziosamente, ecco, come nell'occasione del gol potevamo essere più attente, però dobbiamo lavorare per curare anche questi tipi di dettagli.
adesso trasferta a Parma, che ovviamente vi impegnerà tantissimo visto appunto la posizione del Parma. Sì, loro se non sbaglio vengono anche da una vittoria contro la capolista, contro la Ternana, quindi saranno anche loro molto galvanizzate, entusiaste, e arriveranno con tanta fame, noi lo stesso, e arriviamo ogni partita cercando di fare il meglio e portarci 3 punti a casa contro qualsiasi squadra giocheremo fino alla fine del campionato. Mister Pachera, una vittoria sofferta, perlomeno nel primo tempo, importante perché siete tornati a vincere dopo una sconfitta che lei aveva denominato immeritata contro il Parma, e nella prossima invece ospiterete la Ternana. Partiamo dalla partita di oggi però. È stata una partita complicata, complicatissima, soprattutto per il campo, perché non si poteva giocare a calcio, non potevamo fare il nostro gioco e dovevamo interpretare il gioco in un altro modo che non siamo molto abituati a fare. Ci siamo, credo, anche adattati abbastanza bene, è venuta la vittoria e siamo tutti contenti. Per quanto riguarda invece la prossima sfida, La prossima sfida è con una delle squadre più forti del campionato, è molto motivante, è una partita che dà entusiasmo e cercheremo di prepararla il meglio possibile in settimana. possiamo dire che ormai l'Hellas Verona difficilmente potrà lottare per le zone alte della classifica, quindi quali sono gli obiettivi del suo Hellas adesso? Cosa trasmette in settimana alle ragazze? Gli obiettivi sono quelli di continuare un percorso perché abbiamo iniziato ad agosto e le ragazze lo sanno, noi assolutamente non si molla nulla, si cerca sempre di fare le nostre partite, di dominare il gioco per quello che riusciamo e cerchiamo sempre di migliorare perché c'è tantissimo da migliorare e quello è il nostro primissimo obiettivo. Chiediamo anche della situazione Sondergaard, che oggi era convocata ma non l'ha rischiata. No, oggi Alice non stava benissimo, adesso cerchiamo di recuperarla in settimana.